L'archeologia ha confermato a Firenze tutta la sua potenza di fascino e di seduzione turistica. I numeri dei visitatori e il report degli incontri tra buyer e operatori del settore lo dimostrano. Salone internazionale dell'archeologia e del turismo culturale parlano chiaro. Oltre 13.000 visitatori addetti ai lavori con laboratori didattici, conferenze, proposte, workshop, esposizioni nei quali i partecipanti hanno potuto presentarsi, promuoversi, stringere contatti ed accordi, accogliere richieste e prenotazioni. Da segnalare l'evento curato da Nicola Castangia e Giorgio Murru sul tema Pietre parlanti, le stele Meir e il loro fascino. La Sardegna è stata una grande protagonista con una proposta unitaria, coordinata da Carlo Delfino che da 10 anni cura l'evento per conto dell'assessorato regionale del turismo. Dalla Fondazione Montebrama con le meraviglie del Sinis, l'Unione dei Comuni della Tregenta con il suo progetto pluriennale Tregenta Experience, la rete dei 20 musei da nord a sud della Sardegna che hanno aderito al circuito Smart, i siti e i musei archeologici in rete con il territorio, l'Associazione Culturale Archeofoto Sardegna, la cui opera di divulgazione da anni ha sedotto sempre più appassionati, e la casa editrice Delfino, promotrice dal 1981 delle collane tematiche sull'archeologia e la storia dell'isola. L'immagine, coordinata in un allestimento di grande impatto visivo ed emotivo, ha rafforzato la percezione di una proposta turistico-culturale decisa, qualificata ed organizzata. Il Turismo 2024 ha potuto vantare una eco nei principali media nazionali e internazionali, workshop dedicati con presenze di compratori e agenti professionisti del turismo archeologico e culturale di tutto il mondo. La 10ª edizione di Turisma, un'occasione che ormai sta diventando sempre più un'occasione di promozione e valorizzazione turistica a livello, devo dire, non solo toscano ma a livello nazionale e internazionale. Basta pensare al coinvolgimento che qui abbiamo della Regione Sardegna con tanti comuni, del Lazio soprattutto nella proiezione della promozione della cultura degli Etruschi che si integra molto con i comuni della Toscana. Ma Turisma quest'anno ha come centro i 450 anni di Cosimo I de' Medici, la sua scomparsa il 21 aprile del 1574, il padre della Toscana, colui che unificando i ducati di Siena e di Firenze, aggregando in una unica identità territoriale quello che è la Toscana moderna, poi dà il senso di una regione che è la stessa che era quando 450 anni fa la viveva Cosimo I, ovvero un granducato, quindi una nazione. L'archeologia produce un indotto diretto e indiretto, fa economia, è ancora vero? Allora, fa economia a partire da chi studia e chi si impegna in tutto il processo per diventare archeologo o operatore turistico per i beni culturali. Teniamo presente che in Italia l'archeologia occupa una fetta notevolissima del nostro patrimonio e quindi logicamente occorre tutta una classe di operatori ben preparata, non capace di presentare questo patrimonio, di descriverlo, di coinvolgere i milioni di turisti che vengono in Italia, indirizzandoli poi in aree anche che spesso sono lasciate indietro perché non sono seguite dal turismo, perché si ritengono periferiche. La Sardegna per esempio è un po' questa. Noi abbiamo a Firenze, dove si svolge Turisma, un problema di overdose turistico, cioè i cittadini hanno abbandonato la città, il centro della città, per andare in periferia perché c'è questa sfasatura fra aree dove il turismo è assente o molto scarso e aree dove il turismo abbonda. Quindi occorre rivedere tutto questo sistema, che è un sistema malato, per cui il turismo è così concentrato in alcuni posti. Poi ecco, è evidente che lo sviluppo di un'area archeologica richiama agriturismo, richiama ristoranti, richiama servizi di taxi, di trasporto, proprio perché spesso le aree archeologiche sono in luoghi decentrati.
e possono sviluppare un'economia locale dove prima non c'era niente. Noi abbiamo l'esperienza in Sardegna del Nuraghe Mannu vicino a Dorgali, dove c'era questo villaggio nuragico del tutto abbandonato, c'erano solo rovine del villaggio nuragico coperte di lentisco, di rovi. Noi con la collaborazione dell'ente turistico all'epoca attivo in Sardegna, della soprintendenza e portando i lettori della nostra rivista abbiamo fatto 6 campagne di scavo e la soddisfazione è stata di vedere un luogo completamente abbandonato ma bellissimo come del resto è tutta la Sardegna, vedere che era nato un ristorante, appunto si era sviluppato un indotto di piccoli alberghi e un servizio pulmini per portare la gente. Ecco, c'è questa microeconomia capillare che si può sviluppare proprio grazie all'attenzione dei beni archeologici. Siamo al 10° anno di Turisma. Sì, è un traguardo che ci fa sentire più vecchi ma anche molto contenti, perché non è detto che una manifestazione che si regge sulle proprie gambe riesca a vivere così a lungo. Turisma si è sviluppata e ha avuto l'attenzione del mondo degli operatori turistici, del mondo dei critici dell'arte, dell'archeologia. Ecco, nel concetto che l'archeologia non è una materia a sé stante, ma è una materia che ha un senso se la si rende multidisciplinare. Quindi l'archeologia va di pari passo, va proposta insieme all'ambiente, l'archeologia valorizza l'ambiente, così come altri monumenti romanici, monumenti rinascimentali. Insomma, Turisma è un po' un complesso di proposte a 360 gradi. L'archeologia da sempre ha creato sempre un'economia perché di fatto coinvolge tutto il territorio e se parliamo di Sardegna proprio museo a cielo aperto significa che ovunque uno sbarchi, a nord e a sud, a est e a ovest, trova sempre una vetrina di eccellenze archeologiche che vanno dai nuraghi alle tombe di giganti, ai menhiri, ai pozzi sacri, quindi direi una scelta impressionante di un prodotto culturale che poi fa bene al territorio perché coinvolge turismo, coinvolge produzione, coinvolge ospitalità, coinvolge tutti quei servizi che il turista chiede e che oggi effettivamente la Sardegna può dare in maniera, come dire, qualificata, un'eccellenza di prodotto che ci allarga la stagione, ma che soprattutto consente a tutto il territorio di sviluppare un'economia turistica, come si dice, un'industria del turismo. Ecco perché per il 10° anno siamo qui a Firenze, a Turisma, perché abbiamo creduto nel prodotto Sardegna, ma soprattutto nel prodotto cultura, che è quello che in qualche modo ci distingue dal prodotto naturale, che anch'esso è bello, le spiagge sono quelle che attirano, però come dire, il cuore della lancia è all'interno della Sardegna e questo significa, come dire, aumentare anche la consapevolezza dei sardi e soprattutto degli operatori del turismo che la Sardegna può offrire veramente tanto tutto l'anno. Fra i vari prodotti di un'economia indiretta c'è un'economia principe, la preparazione. Bisogna studiare per sapersi raccontare e per sapersi promuovere, quindi prodotti anche editoriali che sappiano rendere giustizia. Sì, direi che è fondamentale, se effettivamente vogliamo raccontare agli altri dobbiamo conoscere prima noi e questo è di base. Conoscere naturalmente nella lingua italiana ma conoscere anche nelle lingue straniere, perché oggi il turista è un turista che va, quel turismo lento così come si chiama, che vuole delle risposte ma soprattutto vuole trovare quell'accoglienza anche nella propria lingua di prodotti editoriali o comunque anche di guide preparate che possano raccontare bene, quindi bisogna studiare, prepararsi, conoscere e se si ha questa consapevolezza e questa capacità si riesce a trasferire agli altri un'altra cosa importante, la passione e l'entusiasmo, la passione di raccontare, di saper raccontare quello che io so fare e l'entusiasmo per trasferire agli altri il mio sapere di isola, di storia, di eccellenza e di storia millenaria. Ecco, questi sono secondo me gli ingredienti fondamentali perché il turista percepisce quando una guida è veramente coinvolta, quando una guida sa raccontare, quando una guida sa che cosa raccontare.
il turista lo percepisce e si porta via quei valori, quelle eccellenze che trova sul territorio.